Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non ci aggiungeremo ulteriormente anche noi al giochino che vedo già imperversa stamattina su certi giornaloni o giornalini, in certi ambienti intellò dei buoni e dei giusti. Non ci aggiungeremo anche noi al giochino di arruolare il nuovo Papa Leone XIV nel casellario delle figurine del nostro politichese più che della nostra politica, perché sarebbe anche francamente irrispettoso e fuori misura proprio rispetto a quello di cui si sta parlando. Vedo che oggi comunque qualcuno tenta già di farne ovviamente il papa antitrampiano, il papa della sinistra, perché è una vecchia abitudine che già appiccicarono a Bergoglio, rispetto alla quale Bergoglio diede degli appigli, non come dire una sua intenzione oggettiva, ma degli appigli li diede e li diede come. Qui anche senza appigli hanno già deciso che questo è un altro nuovo papa della sinistra. Vedremo, certamente non è storicamente, culturalmente un papa amico di Trump. Facciamo notare il lievissimo dettaglio che però da cittadino e elettore statunitense risulta da sempre iscritto alle liste elettorali del Partito Repubblicano, quindi insomma, non crediamo sia un casuale, nemmeno questo vorrà dire qualcosa da un certo punto di vista. Ma usciamo da questo giochino che vogliono intrappolarci tutti. C'è un dato, se vogliamo, geopolitico su cui invece si può riflettere, partendo da chi non è stato eletto Papa, più che da chi è stato eletto. In primis il grande favorito, il segretario di Stato di Bergoglio, l'italiano Pietro Parolin, figura che sembrava avere le carte in regola, le aveva da un punto di vista ovviamente del profilo, ma anche dal punto di vista del consenso nel collegio cardinalizio, per il suo moderatismo e per la sua possibilità di trovare una quadra tra certe istanze progressiste e certe istanze conservatrici. Però Parolin era anche percepito come il grande tessitore e architetto, da segretario di Stato, diplomatico espertissimo e capacissimo, dell'accordo con la Cina. Cioè, fattualmente, qui tendiamo a ricordarlo, lo sapete, il più grande totalitarismo oggi esistente sulla faccia della terra, un totalitarismo di marca comunista, possiamo dirlo, quindi filosoficamente ateo, tra l'altro, e anticristiano. Questo accordo, all'insegna di una realpolitik tra Santa Sede e il regime comunista cinese, andava a parare soprattutto sulla nomina dei vescovi, sulla scelta delle gerarchie della Chiesa cinese, e riconosceva al partito comunista, ribadiamo che non è un orpello, una sorta di diritto di selezione e di mettere mano alle nomine dei vescovi. Una cosa che storicamente è stata criticata da molte voci della Chiesa, tra cui il simbolo, diciamo, del cattolicesimo perseguitato dal regime cinese, il cardinale Zen, che non ha partecipato al conclave in quanto abbondantemente supera gli 80 anni, ma nelle congregazioni ha fatto degli interventi critici, ovviamente non su Parolin o dichiaratamente sulla Cina, che è stato nelle carceri e, come dire, ha sulla sua biografia proprio le ferite del regime, ma criticando la riforma, criticando certe parole d'ordine del pontificato di Bergoglio, cosa che è stata recepita come una critica indiretta all'accordo avvenuto sotto il papato di Bergoglio, confezionato da Parolin con la Cina. Allora, noi non sappiamo cosa abbia prodotto il sorpasso, diciamo, nel collegio cardinalizio a un certo punto di Prevost e di Leone XIV. Se però, prendiamo atto però che probabilmente Parolin in certi ambienti ha visto giocare a sfavore l'accordo con la Cina. Prendiamo atto che Leone XIV, trampiano o non trampiano, è fattualmente un papa americano, quindi difficile sia particolarmente vicino e amico del regime cinese. La morale di tutto questo che vogliamo trarre è: se la sconfitta geopolitica di oggi della scelta del nuovo papa è la Cina comunista, per noi onestamente è ancora una buona notizia. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché continueremo a parlare del nuovo papa con un ospite che ha seguito il conclave in tutto il suo susseguirsi. Vi aspetto.